Buongiorno e ben trovati da Sicilia 24, questi titoli del telegiornale. Scontro mortale sulla Palermo-Sciacca. Nell'impatto tra due auto perdono la vita un bimbo di 16 mesi e una ragazza di 20 anni, gravemente ferita un'altra giovane. Forse l'abuso di alcol all'origine dell'incidente, sconvolta la comunità di San Giuseppe Jato. Domenica da incubo sull'autostrada A18 direzione Messina, migliaia di automobilisti bloccati costretti a code infinite sotto il sole, complici i continui restringimenti di carreggiata. Una turista straniera dice: è tutto orribile. La crisi idrica, dall'uso irriguo a quello domestico, si moltiplicano le carenze d'acqua in Sicilia. Critica la situazione anche nella piana di Catania e nelle campagne fra Palermo e Trapani. La corsa per scongiurare l'emergenza rifiuti in mezza Sicilia, Catania compresa, dopo la chiusura della discarica di Lentini, attesa per domani l'ordinanza di Schifani per identificare siti di conferimento alternativi. Amministrative a Caltanissetta, Gela e Pachino si vota per eleggere i sindaci al ballottaggio. Urne aperte oggi fino alle 23, domani dalle 7 alle 15. Diletta Leotta e Loris Karius sposi sull'isola di Vulcano, da Ferragni a Unzinker, una parterre di VIP al matrimonio dell'anno. Calciomercato, il Palermo si avvicina a Van de Putte, il Catania sonda per De Rose, mentre in attacco piace Manconi. Apriamo il nostro telegiornale con un servizio dedicato a un tragico incidente avvenuto sulla Palermo-Sciacca. Muore un bimbo di soli 16 mesi e una ragazza di 20 anni. Alla guida appunto forse una persona che aveva bevuto troppo. L'impatto all'alba all'altezza di Giacalone. Nello scontro è rimasta gravemente ferita anche un'altra giovane. Chiuso per molte ore il tratto della statale. Marco Gullà. Ancora sangue sull'asfalto, incidente mortale nella notte sulla statale 624 Palermo-Sciacca, nei pressi della frazione di Giacalone. A scontrarsi i due mezzi, a perdere la vita un bambino di 16 mesi e una ragazza di 20 anni, marocchini ma residenti a San Giuseppe Jato. Ferite altre due donne, di cui una in gravi condizioni. A guidare la Fiat Punto una ragazza che, secondo gli investigatori, aveva un tasso alcolemico superiore alla norma. Le vittime sono Selma El Moakit, 20 anni, e il piccolo di 16 mesi, Abidi Rahim Shashallah. Sulla vettura c'erano anche due ragazze, entrambe sono state ricoverate in ospedale, una è in prognosi riservata. Le ragazze avevano passato la notte a Palermo e stavano tornando verso Partinico. La dinamica è in via di ricostruzione da parte dei carabinieri intervenuti sul posto, che hanno chiuso un tratto della statale 624 per consentire gli interventi e i rilievi, viabilità poi ripristinata in tarda mattinata. San Giuseppe Jato, dopo la notizia del terribile incidente di questa notte, è un paese in lutto, ha detto il sindaco del paese in provincia di Palermo. Quella delle ragazze è una famiglia di origini marocchine ben integrata. I nonni sono arrivati in paese 40 anni fa. Lo scorrimento veloce Palermo-Sciacca, tecnicamente la statale 640, è chiamata anche la strada della morte. Si tratta di una strada statale a scorrimento veloce tristemente nota per i fatti di cronaca. Appena un mese fa si era registrato un altro fatto che aveva insanguinato l'asfalto con la morte di un motociclista 33enne. Un sedicenne a bordo del suo scooter SH125 è morto in un incidente stradale avvenuto questa mattina in via Mangiavacca, la strada che da Archi conduce al parco di Milazzo. Siamo in provincia di Messina. La giovane, che si stava recando al lavoro in un locale di Milazzo per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo schiantandosi contro un albero, un impatto che gli ha provocato gravissimi traumi. Trasportato in ospedale dall'ambulanza del 118, è morto dopo pochi minuti dall'arrivo al pronto soccorso. Restiamo sulle strade. Oggi è stata una domenica e continuerà probabilmente ad essere tale, da incubo sulla autostrada A18 Messina-Catania in direzione Messina. È stato davvero un incubo per migliaia di automobilisti costretti a lunghe code sotto il sole. La gita al mare dunque si è trasformata in una odissea per i continui restringimenti sulla carreggiata. È andata per noi Emanuela Corsi. Incazzata come una bestia, perché non è possibile che ancora oggi
abbiamo questa confusione per strada. È impossibile, è scientificamente impossibile. File chilometriche e ore sotto il sole per migliaia di automobilisti che questa mattina hanno percorso la A18 da Catania in direzione Messina per raggiungere le località di mare. La classica domenica in spiaggia si è trasformata in un incubo per turisti e bagnanti a causa dei cantieri infiniti lungo l'autostrada. E sono tante le proteste. Ci sono troppi lavori in corso, giustamente quando le persone c'è troppo affollamento. Da quante ore siete in macchina? 2 ore, 3 ore. Ad andare verso Taormina c'è molta confusione. Fra incidenti e strade interrotte è un abisso arrivare qua. No, arrabbiato no, ma si stressa uno. È allucinante, c'è caselli che non funzionano, disservizi, automobilisti pericolosi perché non sanno guidare. È mezzogiorno, siamo all'uscita dei caselli di Giarre, come vedete alle mie spalle c'è una fila di automobili che stanno entrando appunto in autostrada sulla A18 e invece da questo lato ci sono diverse macchine ferme in sosta che attendono degli amici appunto per passare la domenica assieme, che sono bloccati in autostrada. Facevamo un giro fuori porta, stiamo aspettando delle persone che provengono da Catania, ma mi dicono che da quel lato è tutto bloccato, quindi è una mezz'oretta già che aspettiamo, continuiamo ad aspettare. Aspetto un amico, sì, per andare in spiaggia. E da dove viene? Il mio amico è da Catania. E a che punto è? Ed è ancora da Cireale, è partito circa 20 minuti fa, anche mezz'ora fa. Anche gli stranieri in vacanza dimostrano la propria delusione in una terra che si professa a vocazione turistica. Di Spagna. Come sono queste strade siciliane? Fatal, orribile. Situazione migliore in direzione Catania, dove però le file si formano sulle corsie del Telepass che non funzionano e costringono gli automobilisti a dover fare retromarcia. Forse non ha tutti i torti chi grida alla vergogna. Paghiamo i caselli e abbiamo solo disservizi. Disagi, ancora disagi, uno importantissimo, quello della crisi idrica, che non è solo un problema delle campagne, come paventato da mesi anche l'approvvigionamento per uso domestico mostra gravi carenze, soprattutto nella Sicilia centrale, ma con punte di mancanza d'acqua anche nella piana di Catania, nelle campagne fra Palermo e Trapani. Ci dice tutto Manlio Viola. Pozzi inquinati, autobotti non regolamentate, allacci abusivi alla rete, altri fabbricati mai allacciati che adesso chiedono di collegarsi all'acquedotto in piena crisi idrica. Scoppia la grana dell'acqua a uso domestico in tutta la Sicilia centrale. La crisi non è più soltanto un problema delle campagne. Acqua a singhiozzo nell'Ennese e nel Nisseno a causa di frequenti guasti. Acqua a giorni alterni nell'Agrigentino con il rischio che il razionamento porti anche alla distribuzione soltanto 2 volte alla settimana. L'ultimo guasto lungo la condotta Favara oggi ha impedito la distribuzione idrica nella parte bassa della città di Riesi da parte di Caltacqua, con uno slittamento del programma complessivo di distribuzione che potrebbe durare fino a 48 ore. La situazione più complessa è quella di Sciacca nell'Agrigentino, dove la società che gestisce l'acqua è stata costretta a ricorrere alle autobotti per le forniture, ma non riesce a coprire tutte le esigenze. Intanto è lotta proprio alle autobotti privati abusive. C'è il rischio che la salubrità dell'acqua non sia garantita. Autobotti anche per Maniaci sui Nebrodi Messinesi, dove il progetto di acquedotto è bloccato. Resta complessa invece la situazione delle campagne, forse la più complessa. Nella piana di Catania la stagione rischia di essere un disastro. Molti agricoltori stanno abbandonando i campi aridi mentre non arriva ancora il foraggio per il bestiame degli allevatori. Occorre fare presto o tutto andrà perduto, e intanto è già iniziata la stagione degli incendi, che porta con sé altri danni che quest'anno saranno ancora più difficili da fronteggiare. Di emergenza in emergenza, adesso quella da scongiurare per quello che concerne i rifiuti. Alla Regione si lavora infatti a un'ordinanza che consentirebbe il conferimento straordinario in altre discariche. Dopo la chiusura di quella di Lentini si attende domani la firma del Presidente Schifani per appunto scongiurare ulteriori problemi in oltre 200 comuni, compresa la città di Catania. Sentiamo. 200 comuni appesi ad una firma, quella del Presidente della Regione Renato Schifani, che dopo la chiusura della discarica della Sicula domani dovrebbe firmare l'ordinanza per consentire il conferimento straordinario dei rifiuti indifferenziati che prima venivano scaricati a Lentini in altri impianti già autorizzati nell'isola, superando così le difficoltà di smaltimento di diversi comuni. Una firma attesa per domani pomeriggio, dopo la conclusione di quel percorso amministrativo supportato da diversi pareri ambientali e sanitari, definito durante una riunione di oltre 3 ore all'assessorato dall'Energia e Ambiente con i vertici delle ASP di Messina, Catania, Ragusa, Siracusa e dell'ARPA Sicilia, oltre che della Regione.
Domani mattina saranno approfondite altre criticità ed individuate le soluzioni più idonee, ma è stato chiarito che l'ordinanza a firma del governatore resterà in vigore sino al ritorno della situazione alla normalità. In quanto avverrà, difficile dirlo adesso, anche perché sono circa 200 i comuni dove è già stata sospesa la raccolta, in crisi città come Catania, ma anche Trapani, Mazara, Monreale e Bagheria. Intanto ci sono comuni che si stanno muovendo da soli. A Messina la partecipata Messina Servizi e il comune hanno lavorato ad una soluzione alternativa per fronteggiare l'emergenza rifiuti, trovando un altro impianto privato a Termini Imerese a costi più contenuti rispetto a quelli di Lentini. Fondamentale è risultata a Messina la percentuale di differenziata al 55%, se prima infatti con i cassonetti in strada si conferivano 280 tonnellate, oggi si viaggia tra le 80 e le 100, mentre plastica, carta e metalli vengono gestiti dall'impianto di Pace e l'umido in un impianto specializzato in provincia di Siracusa. Cambiamo argomento, rush finale per le amministrative a Caltanissetta, Gela e Pachino. Oggi si vota per i ballottaggi, dunque per le elezioni dei sindaci e le urne. Oggi saranno aperte fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Gerry Italia. Si sono aperte stamattina alle 7 le urne nei 3 comuni siciliani che oggi e domani vanno al voto nel turno di ballottaggio delle amministrative. Occhi puntati su Caltanissetta e Gela, i 2 grandi centri del Nisseno, dove sono chiamati alle urne ben 119.186 elettori, 54.566 a Caltanissetta e 64.620 a Gela. Nel capoluogo nisseno scontro a 2 tra gli avvocati Walter Tesauro e Annalisa Petitto. Il primo è sostenuto dalla coalizione del centrodestra e la seconda presenta un progetto civico di centrosinistra senza il campo largo con il Movimento 5 Stelle. A Gela si contenderanno la fascia di Primo Cittadino, Grazia Cosentino, a capo di una coalizione che ricomprende il centrodestra e i moderati, e Terenziano Di Stefano alla guida del Fronte Progressista. Per la prima donna candidata sindaca di Gela nessun apparentamento politico ufficiale per il secondo turno elettorale. Lo sfidante Terenziano Di Stefano invece ha chiuso l'accordo con il civico Filippo Franzone, già candidato a sindaco al primo turno. Sceglie il sindaco anche Pachino in provincia di Siracusa, dove lo scontro è tra i candidati Rosaria Fronterré e Giuseppe Gambuzza. Si può votare, lo ricordiamo, fino alle 23 di oggi e domani dalle 7 alle 15. E il primo dato sull'affluenza ai ballottaggi è di mezzogiorno, quindi delle 12, si attesta al 7,88% a Caltanissetta, al 6% a Gela e al 9,19% a Pachino. A Palma di Montechiaro, piccolo comune nell'Agrigentino, si consolida e si testimonia il valore dell'accoglienza e della solidarietà e dell'integrazione etnica con l'installazione a Marina di Palma di un monumento ai migranti con la forma di una barca. Davide Sardo. Il paese del Gattopardo continua ad accogliere l'appello del prefetto di Agrigento quando si tratta di seppellire le salme dei migranti morti del Mediterraneo giunte a Lampedusa. Il comune ha anche deciso di riservare una parte del proprio camposanto ad un cimitero islamico. Adesso Palma di Montechiaro consolida e testimonia il valore dell'accoglienza, della solidarietà e dell'integrazione etnica. A Marina di Palma è stato realizzato simbolicamente, a ridosso del mare, un monumento ai migranti con la forma di una barca e le sagome di persone pronte ad approdare sulla terra in cerca di una vita migliore. Con questa operazione che ci ricorderà ancora una volta i nostri fratelli disperati che giungono dall'Africa, che scappano da guerre, da crimini indicibili, da violenze senza pari. Oggi con questa installazione appunto vogliamo dare un segno della nostra presenza per dimostrare che questi ragazzi sono ben integrati sul territorio palmese. L'area dove sorge il monumento è stata interamente ripulita dai minori stranieri non accompagnati, ospiti della comunità Sole di Palma di Montechiaro, rilanciando condivisione e collaborazione. Sostenere, valorizzare e promuovere la digitalizzazione del patrimonio culturale italiano e dare anche nuove prospettive allo sviluppo delle smart city a partire dalle città d'arte è stato uno dei temi al centro di Taubook, il Festival internazionale della letteratura, dove Tim ha presentato un esempio di realtà aumentata applicata al territorio. Eva Spampinato.
Taormina diventa città esempio di come la digitalizzazione del patrimonio artistico e culturale può aiutare lo sviluppo delle città d'arte. Smart cities disegnate da team grazie alla realtà aumentata e messe a disposizione della fruizione pubblica durante la 14ª edizione di Taubook, un modo per mostrare come la cultura e la tecnologia siano alleate. Quello che facciamo con queste esperienze di extended reality è quella di fornire ai visitatori di questo posto un'esperienza esponenzialmente più bella, perché indossando dei visori di extended reality potranno accedere a tutte le bellezze in realtà aumentata e realtà virtuale. Questa stessa cosa noi vorremmo farla cercando di esportare questa bellezza in tutti i posti dove vivono persone che a questa bellezza non potranno accedere o per ragioni economiche o per ragioni di disabilità, quindi vogliamo rendere esportabile la bellezza del nostro territorio. Taormina e la letteratura diventano protagoniste di un viaggio tra reale e virtuale, tra passato e futuro, grazie alla sperimentazione di soluzioni di realtà immersiva che consentono di vivere, con una modalità innovativa e coinvolgente, uno dei luoghi più belli d'Italia. L'idea di Smart City di Team ha infatti l'obiettivo di preservare e promuovere la bellezza del nostro territorio attraverso il cloud, l'intelligenza artificiale, il 5G. Adesso ci fermiamo, c'è una pausa, rientriamo tra poco per mostrarvi le due facce di una medaglia. A Priolo da una parte i nidi delle tartarughe caretta caretta e dall'altro il petrolchimico. A tra poco. Seconda parte del telegiornale. A poche decine di metri dal polo petrolchimico di Priolo ci sono le tartarughe caretta caretta. Sono 3 i nidi trovati dagli ambientalisti alle saline. Per vedere i primi nati si dovrà attendere ancora qualche settimana. Il servizio è di Francesco Aloi. La caretta caretta ha scelto le saline di Priolo. È qui che la tartaruga marina ha nidificato e non è la prima volta che accade. Dal 2018 prima storica nidificazione accertata per questo sito, la tartaruga è tornata e quest'anno è tornata con una sorpresa ancora più grande. Non abbiamo più un solo nido come abbiamo registrato in questi anni, ma siamo arrivati ben a 3 nidi ad inizio stagione. Un'ottima notizia, considerato che a 2 passi ci sono le ciminiere. Ma le industrie non fanno paura, la natura vince. Da maggio ad agosto ogni giorno qui vengono i volontari, fanno un giro a piedi in cerca di tracce, impronte che testimoniano la presenza delle tartarughe. Trovato il nido si avvisano le autorità competenti e dopo una 50ina di giorni ecco che nascono le tartarughe. E lì i volontari danno il meglio di loro veramente, perché 24 ore su 24 per almeno 10 giorni staranno sui nidi. In ogni nido ci sono tra le 80 e le 130 uova. Il momento della schiusa è delicato quanto tutto il periodo di incubazione, forse anche di più. Fondamentale è fare trovare loro la giusta strada verso il mare. Le insidie dell'uomo sono tante e da sole molto probabilmente non ce la farebbero, quindi è importante la presenza dei volontari affinché tutte le tartarughine giungano a mare. Ma quello di Priolo non è l'unico sito amato dalle tartarughe. In queste settimane in Sicilia se ne conteranno decine e decine. Adesso ci occupiamo di moda dell'estate. Con la nuova stagione i look freschi, colorati sostituiscono ovviamente gli abiti pesanti e scuri. Ma quali sono le tendenze di questo 2024 da sfoggiare in spiaggia o in una serata al mare? Ce lo dice Simona Mazzone. Alcune bizzarre, altre da manuale ma interpretate con estro. Le tendenze moda dell'estate 2024 spaziano tra l'intramontabile vintage e i look sempre freschi e giocosi che danno personalità e stile a chi li indossa. Le tendenze ci sono, ma non sempre piacciono e quindi ci dobbiamo adattare. Sul fronte abbigliamento le riviste consigliano colori, colori e colori, gonne lunghe ai piedi da portare con sandali comodi, oro o argento, senza rinunciare allo stile oversize che già ci ha accompagnato tutto l'inverno. Occhio alla statura, perché se troppo over si rischia di apparire più larghe che alte. Molta attenzione si focalizza naturalmente sui costumi, quello intero torna prepotentemente di moda, ma anche scolli profondi e dettagli preziosi come frange e applicazioni gioiello. Per la rivista Vogue il bikini a
triangolo resta un must, che sia a fantasia o a uncinetto. Il bianco vince sempre su tutto. A mare per guadagnare charme immancabili i parei e le gonnelline abbinate al costume. Ma cosa fa tendenza? Costumi molto sgambati, molto succinti. Il colore che ha preso sicuramente posto rispetto al black, rispetto al blu. Il pantaloncino di jeans, lo shorts di jeans e l'infradito. Elegante, casual, sbarazzino sportivo, non importa, alla fine la moda la fa chi trova un proprio personale look, perché ciò che conta è sapersi distinguere dalla massa e ricordarsi sempre che la semplicità è la chiave della vera eleganza, come sosteneva l'intramontabile Coco Chanel. E la catanese Anna Castiglia, 25 anni, ha vinto il premio Musicultura 2024 all'Arena Sferisterio di Macerata con la canzone Gali, che ironicamente evoca il nome del cantante trap stigmatizzato da molti come esempio di deriva musicale per scaricare sugli altri a mo' di capro espiatorio le colpe di quello che non va. La proclamazione della vincitrice assoluta del 35esimo Festival della canzone popolare e d'autore, decretata come da tradizione dal voto del pubblico che affollava l'arena, è giunta a tarda notte dopo quasi 3 ore di concerto. Dunque complimenti ad Anna Castiglia. E ieri nell'isola di Vulcano Diletta Leotta, Loris Karius hanno detto sì, il matrimonio più atteso dell'estate, con una carrellata di VIP, tanti sorrisi ma anche con qualche lacrima. Il servizio. Diletta Leotta e Loris Karius sono convolati a nozze e baciati dal tramonto di Vulcano, circondati dalla bellezza dell'isola davanti alla loro piccola aria e abbracciati dall'affetto di familiari e amici, tra cui tanti VIP. Volti noti e meno noti dello spettacolo si sono giurati amore eterno in quello che potremmo definire il matrimonio dell'anno. Attesissimo il sì tra la conduttrice e il portiere tedesco, iniziato la sera prima con un pre-wedding party, durante il quale lo sposo ha spento le candeline del suo compleanno all'insegna del Total White, 2 look diversi per Diletta firmati Atelier Aimé, che ha curato anche gli abiti del grande giorno. Le abbiamo viste sui social con scatti a testimoniare l'arrivo sull'isola le amiche della sposa, da Elodie alla Unziger fino a Chiara Ferragni, e ancora Elena Barolo e i 2 youtuber lui e Sofi, l'attore Luca Argentero con Cristina Marino, i calciatori Marchisio e Morata con la moglie e Rossella Fiamingo con il campione di nuoto Gregorio Paltrinieri. Non sono mancati gli scherzi, momenti spettacolari e anche qualche critica. Gli ospiti hanno caricato foto e video su Instagram attraverso le stories. Qualcuno pare averle però cancellate, come scrive il Messaggero, avanzando l'ipotesi che tra i presenti c'è chi non voleva far sapere di essere lì. La testimone della sposa, secondo indiscrezioni, sarebbe stata Eleonora Berlusconi. Con un profilo Instagram seguito da 8.000 utenti, Lillo, il cane della Leotta, è stato uno dei protagonisti all'altare. Grazie Diletta, il post ironico di Elisabetta Canalis con le posate d'oro nella borsetta. Michelle Hunziker si è commossa, pianto ripreso dalla figlia Aurora. Tra lacrime e sorrisi alla fine è andata, con una raggiante Diletta sposa, finalmente, del suo Loris. Del resto, come ha voluto far ricamare sul velo, era tutto ciò che aveva sempre voluto. Ci fermiamo ancora, in chiusura il calciomercato per le siciliane. Subito il calciomercato con le siciliane già attive, ma ci fa il punto per questo Marco Carli. Un nome importante per il Palermo, che punta ad essere protagonista in Serie B. Accelerata per Jari Van de Putte. Per l'estroso giocatore belga del Catanzaro, l'anno scorso 9 gol e 14 assist in 36 partite, si potrebbe chiudere per una cifra attorno ai 3 milioni. In uscita Di Mariano e Di Francesco, il mercato rosanero ruota sempre attorno a Brunori, ma la richiesta è la stessa, 10 milioni, al momento scoraggia tutti, pure le pretendenti di Serie A. In C un ruolo da protagonista lo vuole il Catania, che con Faggiano e Grella lavora per sfoltire l'organico. Qualche giocatore ha un ingaggio importante per la categoria, non sempre sostenibile da molte società di C. È il caso ad esempio di Di Carmine, che piace alla Lucchese. A proposito di sondaggi, ricorre con insistenza il nome di Ciccio De Rose, calabrese, giocatore che Toscano conosce e apprezza molto. Mediano che, a detta del tecnico, ha acquisito a Cesena una grande padronanza del ruolo. A proposito di centrocampisti, sembra ben avviata la trattativa con Carpani della Recanatese,
mentre il Catania si è inserito nell'asta per l'attaccante Jacopo Manconi di proprietà del Modena. Un nome su cui oltre al Benevento c'è anche il Trapani, neopromosso ma già molto attivo. Cercati dai Granata Dionisi, scadenza con la Ternana, e Tumminello del Crotone. Piace Pietro Ciotti, terzino della Vibonese. In casa Messina sembra si siano raffreddate le 2 trattative per la cessione con gli imprenditori Fabrizio Mannino ed Ettore Minore. A meno di clamorosi ripensamenti, dunque, Sciotto guarda avanti e a breve dovrebbe ufficializzare il nuovo direttore generale, che sarà Saverio Provenzano. Per il ruolo di DS spunta a sorpresa fra gli altri il nome di Giuseppe Pavone. Il telegiornale è finito, a tutti voi grazie per l'attenzione, una buona domenica, prossimo appuntamento con l'informazione su Telecolor alle 19.